Eccoci qua, anche oggi pomeriggio siamo veramente puntualissimi, sono le 18 ed io sono pronta per darvi il benvenuto a pomeriggio special, amici di Io Compro Siciliano, bentornati, salve da Cristina Ruffino, siamo ancora a inizio settimana, abbiamo tanti giorni da trascorrere insieme con le nostre rubriche, ogni giorno c'è un argomento diverso, ieri ci siamo lasciati con la cucina dei ricordi, oggi sarà il momento della nutrizione e benessere, domani vi ricordo lo sport e salute, giovedì moda e tendenze, venerdì poi chiuderemo con i viaggi di Io Compro Siciliano. Ma andiamo per gradi, oggi è martedì, ci occupiamo, come dicevo prima, di nutrizione e benessere. Io molto velocemente accolgo la nostra ospite, torna la nostra dottoressa Ivana Gullotta, la nostra dietista, per parlare oggi di un argomento veramente strepitoso. Dottoressa, benvenuta! Ciao Cristina, buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori, è un piacere per me essere ancora insieme a voi, spero di poter essere ancora in altre settimane insieme. E niente, iniziamo. Allora, iniziamo anche perché oggi abbiamo questo argomento interessantissimo, sfateremo dei miti, dottoressa Gullotta, perché oggi parliamo dell'acqua, che è un vero e proprio nutriente, quindi dobbiamo trattarlo proprio come tale, no? Quindi l'acqua è importantissima perché il nostro corpo per buona parte è proprio formato da acqua e quindi ho un bel po' di domande da farle. Cominciamo? Cominciamo. Allora, Ok? intanto, Andiamo. intanto diciamo, spieghiamo, dottoressa, perché l'acqua è un nutriente a tutti gli effetti. Ok, allora intanto l'acqua mi preme dire che non è solo acqua e quindi già da questo ci cominciamo a introdurre in questo elemento che diventa alimento, quindi cominciamo a sintonizzarci su questo elemento che pian piano che andremo avanti nella discussione diventerà alimento e capiremo perché diventerà alimento. Allora, partiamo da due presupposti. Il primo è quello di, se non fosse per la nostra struttura scheletrica e per la presenza di muscoli, potremmo dire di essere composti d'acqua, perché circa il 70% della nostra Mhm. composizione corporea in realtà è fatta d'acqua. L'acqua dunque, ecco che inizia pian piano a svolgere un ruolo fondamentale, perché l'acqua Sì. appunto non è solo presente all'interno del nostro organismo, ma serve dunque anche a tutte quelle reazioni biochimiche che avvengono nel nostro organismo, quindi in tutte le nostre cellule. Quindi l'acqua all'interno delle nostre cellule, attraverso il sistema linfatico, attraverso il sangue, permette di andare a nutrire le cellule, quindi di portare tutti quei nutrienti interessanti per la sopravvivenza dell'organismo stesso. E questo è il primo presupposto. È vero che l'acqua non dà calorie, quindi non fornisce energia, però svolge un ruolo fondamentale. Il secondo presupposto è quello che noi esseri umani siamo in grado di sopravvivere per un periodo più o meno lungo, e dipende poi da quanto grasso adiposo abbiamo nel corpo, senza cibo, ma non siamo in grado di sopravvivere senza acqua. Dopo 2 o 3 giorni gli esseri umani senza acqua vanno incontro ad un esito fatale, quindi vanno incontro alla morte. E quindi questo già ci fa capire ancora di più perché l'acqua è un elemento alimento fondamentale. Ricordiamoci che una disidratazione del 20-30% va incontro ad un esito fatale, quale la morte. Quindi proprio per questo cominciamo già a capire che ruolo svolge l'elemento acqua, fondamentale per la sopravvivenza. Ci sono delle situazioni particolari, ad esempio come gli anziani, che in effetti quando non percepiscono più il senso della sete vanno incontro a una disidratazione importante e poi con esiti chiaramente che possono portare a morte. Quindi già da qui si evince che ruolo fondamentale ha l'acqua. Diciamo che comunque molto spesso noi sottovalutiamo questa cosa anche perché magari non abbiamo sete, vabbè, non bevo e poi a fine giornata ci accorgiamo in effetti di aver bevuto troppo poco. Ma il fabbisogno idrico giornaliero per l'uomo, di quant'è? Perché insomma c'è chi consiglia 2 litri d'acqua al giorno, c'è chi dice no, due sono tanti, uno, c'è chi dice sono pochi, due, facciamo tre. Ce lo dica lei, dottoressa.
Allora, i LAN consigliano un fabbisogno giornaliero di circa 1,5 litri, 2 litri al giorno. Chiaramente questo Ok. lo dobbiamo, come dire, contestualizzare, perché ci sono delle situazioni in cui invece ci deve essere un apporto maggiore, come ad esempio il clima troppo caldo o quando ci troviamo ad un'altitudine superiore a 2500 metri. Sappiamo che quando siamo in altitudine, oltre i 2500 metri, ad esempio, le secrezioni urinarie sono maggiori, ma anche l'espirazione, la frequenza respiratoria è maggiore e dunque di conseguenza abbiamo bisogno di un supplemento in più perché facciamo più fatica attraverso appunto l'espirazione, emaniamo, fuoriesce acqua sotto forma di vapore acqua e quindi quel supplemento in più è di circa 250 ml, 350 ml. Situazioni particolari, situazioni patologiche ci consigliano di andare a dare un supplemento in più di acqua, come possono essere gli stati febbrili, il vomito, la diarrea. Ovviamente lì ci deve essere un incremento di acqua perché andiamo a perdere una quantità di liquidi maggiore, quindi dobbiamo andare a integrare in modo particolare. E poi situazioni come le donne in gravidanza, lì c'è un fabbisogno idrico maggiore, siamo intorno ai Ecco. 2 litri e 100, le donne in allattamento intorno ai 3 litri e 100, quindi insomma chi fa attività fisica prolungata, intensa, chiaramente deve andare ad idratarsi molto di più rispetto a chi svolge un'attività magari piuttosto sedentaria. Quindi ovviamente tutto va sempre contestualizzato e va personalizzato. Ok, quindi per esempio lei prima parlava degli anziani, no? Quindi è vero che gli anziani, se bevono poca acqua, per loro potrebbe essere pericoloso. Quindi abbiamo parlato anche delle donne in gravidanza, ma gli anziani in maniera particolare, quanta acqua devono bere al giorno per, quanto fa bisogno, di quanta acqua hanno bisogno, ecco, per vivere serenamente? Ma guardi, intanto l'anziano deve essere stimolato a bere, questo già è un grandissimo passo avanti, perché Ecco, l'anziano purtroppo per ragioni fisiologiche che non sto qui a descriverle perché diventerebbero troppo noiose, col passare degli anni purtroppo va incontro a un calo del senso della sete, cioè proprio non riesce più a percepire il senso della sete e quindi da qui il passo è veramente breve a non bere del tutto, quindi già noi dovremmo essere contenti se riesce a bere 5 bicchieri d'acqua al giorno. Quindi il fabbisogno idrico dell'anziano è tanto quanto l'adulto, 1,5 litri, 2 litri di acqua deve berli. sì, In più, peraltro, c'è un'altra aggravante per l'anziano perché spesso fa uso di diuretici, quindi c'è una maggiore perdita di sali minerali attraverso appunto l'azione farmacologica dei diuretici, quindi da attenzionare 2 volte in più. Per cui chi lavora in ambito nutrizionale ovviamente deve attenzionarlo, deve fare un piano nutrizionale e considerare l'acqua come alimento, quindi prescrivergli nel piano nutrizionale come se fosse un alimento, cioè proprio mettere i bicchieri d'acqua a partire dalla giornata, dall'inizio della giornata, quindi nella mattinata, nella colazione, inserire il bicchiere d'acqua e poi man mano che si va avanti nell'arco della giornata proseguire con i bicchieri d'acqua e attenzionarlo non soltanto appunto al paziente anziano, ma ovviamente anche ai figli, ai parenti, a chi appunto sta accanto all'anziano, perché spesso tendono anche a dimenticarlo. È di uso, si trova facilmente nei reparti ospedalieri, si trovano spesso appunto anziani ricoverati per disidratazione e come dicevo prima appunto ho superato il 20-30% di disidratazione e poi si va incontro ad esiti veramente fatali e quindi ecco, meglio evitare. purtroppo sì. Devo dire che anche io ogni tanto dimentico di bere, ecco, diciamo, me lo devo imporre, dottoressa, perché io a volte bevo veramente molto poco. Allora, una domanda alla dottoressa. Io che soffro di Sì. coliche, quanta acqua dovrei bere al giorno? Scrive Venera. Allora, non so di che coliche parla, però in generale potrebbe essere appunto una colica renale. Renale? Intanto deve attenzionare la procedura dell'acqua, cioè in questo caso è importante che tutto ciò che entri nell'organismo della signora che soffre di colica deve essere riscaldato, deve essere ad una temperatura fra i 37 e i 38 gradi. Ok. Questo, cioè,
lo portiamo dalla medicina, almeno io sono molto attenta alla medicina cinese tradizionale, perché la nostra temperatura corporea in realtà è intorno ai 37 gradi, quindi tutto ciò che andiamo ad inserire dentro non deve essere freddo, a maggior ragione quando ci sono patologie del genere. Quindi bere sempre un fabbisogno idrico intorno sempre a 1,5 litri, dipende poi se ci troviamo nei periodi invernali o periodi Esatto. estivi, quindi contestualizzarlo sempre, però riscaldata, la procedura dell'acqua tiepida in questo caso è eccellente per tutti quanti, quindi chiunque può praticare questo uso di bere acqua tiepida, però in particolare di fronte a una colica. Ma sempre durante le ore del giorno acqua tiepida o soltanto la mattina? Tutte le ore tiepida, quindi. Io ritengo che a tutte le ore faccia bene, la consiglio in modo particolare appunto al mattino per riattivare la peristalsi intestinale Ok. e quindi appunto appena si sveglia un bicchiere di 200-250 ml, è pratica, è buon uso farlo, sorseggiarla lentamente, quindi considerare di ingerire come se fosse un cucchiaio da tavola ogni paio di minuti, quindi non tutto in una volta. Tutto quello che andiamo a inserire velocemente lo perdiamo velocemente, invece dobbiamo dare il tempo al nostro organismo che passi tutto attraverso il canale digerente, venga assorbito lentamente e poi viene espulso attraverso gli emuntori. Ok. Ho una piccola domanda, tra l'altro, da farle proprio sull'acqua calda, ma tiepida. E intanto io direi di mandare un contributo dalla regia perché abbiamo anche un video molto carino. Vediamo. Con questa immagine dolcissima, insomma, un contributo sicuramente all'argomento di cui stavamo parlando oggi, proprio dedicato all'acqua. Le chiedo un attimo di centrarsi un po', così non la vediamo laterale, vediamo un po' se ci riusciamo, dottoressa, un po' più al centro. Perfetto. Ok? Perfetto, va Ok. bene così. Allora, per quanto riguarda l'acqua calda, io volevo Sì. chiederle, allora, c'è questa usanza magari di molti di bere al mattino acqua tiepida con il succo di limone. Allora, un mito da sfatare che fa bene, sfatiamo questo mito, fa bene, fa male, è indifferente? Allora, anche qui contestualizziamo sempre chi Mm, ci troviamo davanti. Se ci troviamo davanti una persona con sensibilità gastrica, chiaramente il limone potrebbe andare fastidio, quindi è il caso magari o di alternarlo o di considerare la pratica magari un giorno sì e 2 giorni no, in maniera tale che ok. l'intestino, lo stomaco comunque si abitua alla presenza del limone. Nel caso in cui non lo tollera è meglio non metterla. La pratica di utilizzare il limone non è perché fa dimagrire, questo appunto dobbiamo sfatarlo, è semplicemente perché bere acqua calda, chi non l'ha mai fatto in realtà, ha come dire, un sapore non tanto gradevole, quindi l'aggiunta di succo di limone rende l'acqua molto più piacevole. Ecco perché si consiglia di mettere un paio di gocce di limone nell'acqua tiepida. Ricordiamoci che però il limone è anche acido, per cui ogni volta che beviamo, soprattutto se ne mettiamo tantissimo, ogni volta che beviamo l'acqua tiepida con l'aggiunta di limone, di sciacquare, di lavare bene i denti subito dopo, perché altrimenti poi andremo ad, come dire, a interferire con lo smalto dei denti. Quindi è una buona pratica, però bisogna sempre contestualizzarla, quindi capire se si può utilizzare, se può essere appunto utilizzata oppure no. Ok, quindi anche questo è soggettivo. Per quanto riguarda i nutrienti dell'acqua, quali preziosi nutrienti ha l'acqua?
Sì, 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 e infatti adesso qui scendiamo nel vero, come dire, nel cuore È dell'alimento, perché vero. abbiamo detto l'acqua non è acqua, però in realtà non abbiamo detto perché non è acqua. Noi sappiamo che l'acqua fondamentalmente è composta da idrogeno e ossigeno, ma in realtà non è soltanto questo, ci sono tanti preziosi nutrienti all'interno. Fondamentalmente sono due categorie importanti: Ok. macroelementi e microelementi oligominerali. I macroelementi sono tutti quei sali minerali di cui il nostro organismo ha bisogno in quantitativi superiori ai 100 mg, come ad esempio può essere il calcio, il fosforo, il magnesio, il sodio, il potassio, eccetera, eccetera. I microelementi e oligoelementi invece sono quei minerali di cui il nostro organismo ha bisogno in un quantitativo veramente minimo, che può essere o il microgrammo o addirittura il grammo, come ad esempio può essere il ferro, come può essere lo zinco, il fluoro, il selenio, il cobalto, iodio, manganese, eccetera, eccetera. E poi sempre all'interno dell'acqua abbiamo dei minerali traccia. Traccia perché ce n'è veramente un quantitativo irrisorio, ma non per questo meno importanti, come ad esempio alcune acque contengono il silicio, che è fondamentale per il benessere delle ossa. Quindi, come vediamo, c'è veramente un pool di nutrienti che deve essere paragonato a tutti quei nutrienti. L'altra volta parlavamo ad esempio di frutta secca, e anche lì ci sono tanti nutrienti interessanti, e quindi può essere paragonato assolutamente ad altri alimenti che contengono sali minerali. Peraltro, ci tengo a sottolinearlo, i minerali che sono contenuti all'interno dell'acqua vengono assorbiti nello stesso identico modo in cui vengono assorbiti i minerali presenti negli alimenti. Ecco che da qui Ok. si capisce come l'elemento acqua diventa un alimento per l'essere umano. È meglio, dottoressa, bere l'acqua del rubinetto oppure acqua minerale? Ovviamente l'acqua del rubinetto in cui non ci sia calcare, ecco, diciamo, no? Quella Certo, pulita. certo. Il presupposto sicuramente è questo: entrambe le acque devono avere, da un punto di vista batteriologico, devono essere chiaramente sane, no? Quindi Sì. comunque purificate entrambe le acque. È assolutamente una scelta personale. L'acqua del rubinetto si può bere, anzi è consigliabile bere, chiaramente a causa dell'aggiunta di cloro continuo nell'arco dell'anno. Possiamo, durante i periodi dell'anno, possiamo avvertire la presenza di questo cloro più o meno forte, dipende appunto se è stata aggiunta un paio di giorni prima, e quindi questo come dire, un po' ci limita all'utilizzo dell'acqua del Mm. rubinetto. Non posso però non aggiungere il discorso della presenza a volte di minerali pesanti, anche se in quantitativi veramente ritori, però nelle condutture delle acque, a volte appunto ci sono la presenza di minerali pesanti. In realtà l'adulto può continuarla a bere perché comunque riesce a smaltirle, non c'è nessun problema, perché poi appunto si trovano in quantità veramente irrisorie. Per quanto riguarda i neonati, invece bisogna attenzionarli. I neonati nei primi anni di vita è bene dare l'acqua imbottigliata, proprio perché non andrebbero a smaltire la presenza di questi metalli pesanti, e quindi andrebbe a interferire troppo appunto con la corretta funzionalità dell'organismo. Ok, ma come riusciamo a capire, dottoressa, se l'acqua del rubinetto è un'acqua che in effetti possiamo bere, è un'acqua della quale ci possiamo fidare, no? Tra virgolette o meno? Riusciamo a capirla dal sapore, dall'odore? Come? No, allora l'odore chiaramente è un buon indice, perché se l'acqua emana un cattivo odore, allora lì ci sorge il dubbio che da un punto di vista batteriologico c'è qualcosa che non va. Mm. E poi chiaramente anche il colore: se cominciamo a vedere che l'acqua che fuoriesce ha un colore marroncino, comunque non è limpida, l'acqua deve essere trasparente. E se invece comincia ad avere un colore che non è, anzi appunto c'è un colore all'interno dell'acqua, chiaramente quello ci deve far pensare. E poi ovviamente anche l'olfatto in questi casi ci può essere d'aiuto, e quindi appunto una volta che sentiamo che c'è un odore sgradevole, attenzioniamola e magari Abbiamo par- segnaliamola di appartenenza, in maniera tale da come dire, sollecitare gli eventuali controlli nelle condotte.
Ok, grazie dottoressa. Io per esempio non bevo mai acqua del rubinetto perché non mi fido, devo essere sincera, bevo sempre l'acqua imbottigliata, ma cercherò di prestare particolare attenzione. Vediamo un attimo. Allora, abbiamo parlato prima anche di acqua calda, ma quest'acqua calda, fa dimagrire? Bere acqua calda fa dimagrire, non fa dimagrire? Perché abbiamo parlato prima di acqua calda e limone, ma l'acqua calda semplice fa dimagrire, è vero? Allora, no, ecco, sfatiamo anche questo. Non è l'acqua calda che fa dimagrire, assolutamente. Nessuna strategia, nessun alimento può andare a sostituire un piano nutrizionale correttamente Ok. formulato per il dimagrimento oppure l'attività fisica intensa. Diciamo che queste sono le basi per permetterci di perdere chili. Però è anche vero che l'acqua ci aiuta, abbiamo visto che l'acqua ci aiuta nella digestione, a maggior ragione appunto se è tiepida, quindi sicuramente la pratica di bere acqua nell'arco della giornata, così come ci insegna la medicina Ayurveda, è una pratica da, come dire, da adottare perché ci aiuta a diluire, comunque a eliminare, a far sì che tutte le scorie, i materiali di scarto, tutto quello che Ok. all'organismo non serve di essere eliminato, quindi così facendo cosa succede? Le tossine in realtà non si vanno a legare al tessuto adiposo, le tossine poi peraltro hanno sempre una sorta di predisposizione a legarsi al grasso per la loro natura ipolofila, no? Perché proprio sono delle sostanze che tendenzialmente si attaccano ai grassi e noi invece attraverso appunto l'acqua facciamo sì che le tossine vengono eliminate e quindi di conseguenza anche la massa grassa ci ringrazierà perché non si vanno ad inserire, ad attaccare al grasso, ma fuoriescono attraverso poi i vari induttori. Quindi è buona pratica bere nell'arco della giornata e a maggior ragione calda per il discorso appunto di cui dicevamo prima. Tutte le pareti, la parete gastrica, la parete intestinale, si vanno a distendere e quindi appunto il nostro organismo ci ringrazierà per tutto questo, ma anche noi avvertiremo una sensazione, io infatti consiglio sempre di provarlo, avvertiremo una sensazione assolutamente di benessere quando iniziamo a bere acqua calda. L'inizio può essere come dire, un percorso un po' ostico perché non ci piacerà, perché appunto questo odore, questo sapore un po' sgradevole, però quello è un campanellino d'allarme perché significa che siamo ancora intossicati. Nel momento in cui ci andremo a ripulire, anzi avremo appunto il piacere, sentiremo l'esigenza di bere acqua calda. Ok, ma calda a che temperatura? La dobbiamo far bollire per poi farla raffreddare oppure... Allora, la portiamo ad ebollizione, la mettiamo in un termos qualora abbiamo esigenza di portarcela dietro e quindi poi la Ok, sorseggeremo tiepida e questa è una buona pratica perché spesso mi dicono però io sono in giro, sono al lavoro, non so come fare e allora io consiglio sempre di comprarsi un termos in acciaio inox, chiaramente andiamo a controllare che non ci siano sostanze di plastica all'interno, quindi ok. controlliamo sempre che sia costruito bene e poi appunto mettiamo dentro l'acqua bollita, la mettiamo dentro e la sorseggiamo nell'arco della giornata. Tutti penseranno che stiamo bevendo del caffè e quindi ci daranno del... Vabbè, però invece noi sappiamo che stiamo bevendo dell'acqua e ne avremo dei grandissimi benefici. Oppure portarsi il bollitore, io spesso consiglio chi può di portarsi il bollitore nel proprio ufficio e quindi praticare appunto bere l'acqua e coinvolgere anche poi, perché noi, i propri colleghi, far capire quanto è importante Certo. bere acqua nell'arco della giornata. Qualora però non si è in grado di tollerare, non si è in grado di amare questo discorso di bere l'acqua calda, perché capisco Eh, che all'inizio può risultare ostico, iniziamo con degli infusi, con delle tisane, chiaramente non li dolcifichiamo, così il ok. beneficio è maggiore. Iniziamo con questi e poi pian piano arriveremo anche a bere l'acqua semplicemente calda, senza l'aggiunta di nulla. Ma io devo dire, dottoressa, che questa sera mi ha dato veramente una bella notizia, perché io, per esempio, molto spesso non bevo perché a me l'acqua fredda, anche in inverno, anche a temperatura ambiente, dà fastidio, mentre quella tiepida invece mi piace. Quindi adesso Bene. adotterò, insomma, la prenderò in parola, prenderò, insomma, il suo consiglio proprio al volo. Allora, avevamo, mi pare, una domanda. Mi è sfuggito il messaggio, non so se Paolo. Ok, a Hong Kong, prima dei pasti nei ristoranti offrono sempre un bicchiere di acqua calda con una fetta di limone. Hai visto? Infatti. Buonasera a tutti, scrive Serin, buonasera alla nostra Serina Alcalà, buonasera, ci vediamo venerdì. Antonino, buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione, grazie Antonino. Ciao Crica, Logero, la Monica che scrive da Piazza Armerina. Buon pomeriggio, interessante argomento, dottoressa Gullotta, grazie, scrive Lidia.
Grazie, bellissime notizie sulla salute. Mimma, è vero, sono d'accordo con te, davvero. Consigli preziosissimi oggi. Ciao, buon pomeriggio, scrive Matteo. Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio anche a Francesca. Ciao cara Marina, buon pomeriggio. Io compro siciliano. Luca, ciao, grazie anche a te per la tua presenza. Allora, mica abbiamo finito, perché ho ancora un paio di domande da farle. Adesso, telespettatori e ascoltatori, andate a prendere, se avete la possibilità, la vostra bottiglia perché dobbiamo controllare una cosa, oppure prendete nota, perché parliamo di residuo fisso, il famigerato residuo fisso, no? Di cui si parla sempre. Allora, è vero che questo residuo fisso fa male alla salute? Io ho preso l'etichetta di una bottiglia d'acqua che stavo bevendo, quindi controllo. Sì, ok, allora intanto sfatiamo subito il mito che il Ok. residuo fisso non fa male e questo diciamolo veramente a voce alta perché è importante, c'è Ok. molta confusione per quanto riguarda il residuo fisso. Il residuo fisso è semplicemente un termine tecnico che come appunto ha visto nell'etichetta che ha lì a portata di mano, viene messo nelle etichette delle acque e questo che cosa ci Ok. permette di capire? Ci permette di capire che in un litro d'acqua portato a una temperatura di 180 gradi e poi Mm. fatto evaporare, tutto quello che Ok. rimane è il residuo fisso. E quindi maggiore è il residuo fisso, più sali minerali ci saranno nell'acqua. Minore è il residuo fisso, minore quantità di sali minerali ci saranno nell'acqua. Quindi è semplice come discorso e quindi andare a scegliere un'acqua che ha un residuo fisso maggiore significa andare a scegliere un'acqua con più sali minerali. Andare a scegliere un'acqua con un residuo fisso minore, andremo a scegliere un'acqua con sali minerali in quantità inferiore. Ecco, questo è Perfetto. l'arcano che io spesso, ad esempio anche allo studio, quando poi intraprendiamo questo argomento meraviglioso che è l'acqua, mi dicono, dottoressa, però io scelgo le acque con un residuo fisso basso perché mi Adesso? spaventa. E io ogni volta dico, ma lei che cosa pensa del residuo fisso? Che cosa pensa che sia? Dottoressa, ma sono delle sostanze dannose. È Invece non è vero. così. Che Posso non si interessa. C'è poca conoscenza infatti su questo. Allora, il residuo fisso dell'acqua che io bevo, sto bevendo in questo momento, è a 370, con una temperatura ovviamente di 180 gradi. Quindi 370, abbiamo più sali minerali, abbiamo minore quantità di sali minerali. Abbiamo un quantitativo di sali minerali medio in Ok. un'acqua di medio, quindi con Perfetto. un apporto di sali minerali che può andare a bere chiunque senza patologie, perché poi chiaramente all'interno delle acque, questo potremmo aprire un altro capitolo e fare un'altra Mm, puntata, perché è vero, non c'è mai tempo a sufficienza per poter parlare degli argomenti in sì. maniera completa. Poi chiaramente le acque diventano anche curative, perché poi ci sono acque che hanno un'azione, come dire, antinfiammatoria, ci sono acque che hanno un'azione per quanto riguarda le patologie patobiliari. Insomma, poi veramente con le acque andiamo anche a curare determinate patologie, quindi e questo apriamo veramente un altro capitolo a parte Certo. sulle acque. Ma è un argomento vastissimo, devo dire, ma oggi io la ringrazio, dottoressa, perché a parte il fatto che sta sfatando veramente un sacco di miti, no? E quindi stiamo cercando di fare chiarezza anche su alcune cose che magari sconoscevamo. Dunque, siamo quasi al termine perché siamo già a mezz'ora, però parliamo a questo punto di sodio. È vero che le acque povere di sodio sono le acque migliori? Vediamo un attimo. Anche qui Eh, dobbiamo sfatare, dipende, contestualizziamo sempre. Se ci troviamo di fronte a delle persone che hanno bisogno di assumere meno sodio perché comunque affette da patologia, allora è chiaro che dobbiamo andare a scegliere delle acque con poco sodio. Ma se ci troviamo di fronte a un soggetto che non ha nessun problema, è inutile andare a scegliere delle acque povere di sodio, non ha senso. Anzi andremo ad impoverire perché comunque sono dei preziosi minerali che dobbiamo assumere nell'arco della
della giornata. Quindi contestualizziamo sempre e guardiamo sempre chi abbiamo di fronte e soprattutto appunto se ci sono delle patologie in corso. Noi siamo sempre molto attenti noi donne, siamo sempre attente alla nostra linea, quindi chiaramente il discorso del sodio lo attenzioniamo forse un pochino di più, però non dobbiamo concentrarci solo e esclusivamente su quello, perché ci sono tantissime altre cose che dovremmo attenzionare, come ad esempio invece la scelta di alimenti ricchi in sodio, alimenti ricchi in sale soprattutto. Ecco, andiamo ad attenzionare piuttosto quegli alimenti anziché l'acqua. Forse l'acqua, Certo. arrivando a questo punto, è diventata anche una moda andare a scegliere queste acque povere in sodio, che peraltro costano anche secondo me un accidente, costano tanto È vero. rispetto a tutte le altre, quindi attenzioniamole sempre, ecco, facciamoci prima un po' di, come dire, conosciamo un po' di più e poi andiamo a scegliere quello che dobbiamo assumere nell'arco della giornata, sia per quanto riguarda alimenti solidi, sia per quanto riguarda questo elemento alimento prezioso che è l'acqua. Ok, dottoressa, ma io sempre per le coliche, c'è un'acqua in particolare che devo bere, Venera? Allora, Adesso guardi, non mi sento di consigliare un'acqua in particolare, però sicuramente il metodo di riscaldarla è un metodo eccellente da fare. Un'acqua oligominerale, mineralizzata sicuramente sì, non faccio riferimento a che tipo di acqua, perché non avrebbe senso, ecco, dare un'indicazione perfetto. più nello specifico, ecco, però sicuramente un'acqua oligominerale. Perfetto. Velocemente, chi ha cistite, soffre di cistite, deve bere tanto? Tanta acqua, fa bene? Deve idratare tantissimo, deve bere anche più di 1,5 litri di acqua, in maniera tale appunto che tutta come dire, l'infiammazione comunque comincia a dissolversi, e anche qui è importante che beva acqua assolutamente calda, niente acqua fredda, andremmo, come dire, a bloccare gli emuntori ancora di più e quindi peggioreremmo la situazione. In questi casi è importante anche non assumere tutta la frutta che riguarda tutti gli agrumi. Ecco, gli agrumi in questo caso andrebbero eliminati, così come andrebbero eliminati i formaggi e tutti gli alimenti acidificanti per un periodo, compreso il latte. Dottoressa, io la ringrazio veramente tantissimo perché, come sempre, ci ha dato dei consigli preziosissimi. Oggi abbiamo veramente abbiamo trattato questo argomento che davvero è importantissimo, no? Abbiamo parlato dell'acqua, che è il bene di cui ognuno di noi non può assolutamente fare a meno, perché è un alimento nutriente preziosissimo. Abbiamo sfatato un sacco di miti. Io mi auguro di averla ancora una volta ospite, ma io credo di sì, che comunque affronteremo con lei diversi argomenti. Quindi grazie davvero per essere stata in nostra compagnia, preziosissima come sempre. Grazie a voi, grazie per l'invito. Per me è un piacere essere sempre insieme a voi. Quindi sì, per me possiamo continuare il nostro percorso insieme. Ok. È veramente un piacere. A parte la mia professione, credo che si capisca che sia anche una mia grande passione, e poi trascorrerlo con voi è assolutamente un piacere. Grazie, grazie, grazie dottoressa Ivana Gullotta, la nostra A dietista voi. personale. La tormenteremo, sono convinta di questo. Grazie. Una buona serata, Arrivederci. grazie. Allora, noi siamo in chiusura, quindi chiudiamo perché sono già le 18:33, credo, quindi ok. Va bene, ma oggi ci stava tutto, no? Abbiamo sforato soltanto di 3 minuti, quindi va benissimo. Da Cristina Ruffini è tutto, grazie per esserci stati. Domani noi ci rivediamo, parleremo di sport, non vi posso anticipare niente, ma domani altro che ospiti. Quindi ci salutiamo qua. Grazie a Paolo che ci ha assistito anche oggi in regia, grazie alla nostra bellissima, bravissima Marzia della redazione. Ci vediamo domani alle 18 puntuali con Pomeriggio Special. Io compro siciliano. Ciao a tutti e sigla!